Salve a tutti, questo sarà il primo video su Venezia. In questo episodio parlerò di Dorsoduro. Iniziamo subito da San Raffaele Arcangelo, una chiesa barocca del 600 costruita in una delle zone più antiche della città. La chiesa è a tre navate e si sviluppa a croce greca. La navata principale e il transetto sono a volta a botte e si incontrano in una volta a crociera affrescata. Le navate laterali invece sono a volta a crociera e sono molto più basse. La chiesa è molto luminosa per via del colore, del numero di finestre e della leggerezza dei suoi pilastri, articolati in lesene. Al suo interno sono collocati svariati monumenti e dipinti. All'esterno si presenta parecchio spoglia, non ha particolari decorazioni, semplicemente segue la forma dell'interno. Caratteristici sono i due campanili, in pieno stile veneziano, sormontati da delle cupole. Santa Maria dei Carmini, invece, è stata realizzata 3 secoli prima. È una chiesa gotica, la facciata è rinascimentale, costruita nel 500 da Giovanni Buona, caratteristica per le sue falde semicircolari. La chiesa è a 3 navate ed è molto allungata. La navata principale, a tipiche volte a crociere medievali, è aperta ai lati da finestre termali che illuminano la chiesa. Gli archi su colonna sono estremamente decorati, con intarsi dorati, e sono anche molto decorate le catene lignee, che reggono gli archi. Ricordarsi sempre che siamo a Venezia, quindi archi a tutto sesto e volte a botte necessitano sempre di sostegni lignei o di catene di ferro per poter garantire la stabilità della chiesa. I capitelli non sono particolarmente decorati e nemmeno le loro basi. Il pavimento è tipico medievale, con una scacchiera di 2 colori alternati inclinata di 45 gradi, mentre sopra le arcate sono presenti numerosi dipinti di illustri maestri. La chiesa è tendenzialmente gotica, un gotico veneziano ovviamente, ma la controfacciata, che è il monumento funebre a Jacopo Foscarini, procuratore di San Marco, è chiaramente in disaccordo con lo stile della chiesa. Vicino invece si trova San Barnaba, una chiesa di fine 700 costruita sul progetto di Lorenzo Boschetti in pieno stile neoclassico. La chiesa è famosa per il film Indiana Jones e l'ultima crociata, in cui appare come biblioteca. Invece oggi è un museo. La chiesa di Ognissanti, invece, sempre lì vicino, cinquecentesca, si presenta in stili molto più rinascimentali e molto meno classicheggiante nell'interno, dove presenta addirittura un avancorpo dentro la stessa chiesa e un tetto piano dotato di specchiature. Inoltre presenta dei bellissimi affreschi sugli absidi, tuttavia non visibili nel mio video. San Trovaso è sempre una chiesa rinascimentale, però seicentesca, e in stili molto più classicheggianti. È a croce greca ed ha ad un'unica navata, a volta a botte, mentre delle cappelle laterali incastonate dentro la trabatta ritmica, con anche una cappella cupolata. La chiesa è molto luminosa per via delle sue enormi finestre termali, che ricordano molto gli edifici dell'antica Roma. La chiesa della Visitazione, invece, è uno dei primissimi esempi di architettura rinascimentale in laguna. È ad unica navata, totalmente priva di cappelle e con tetto piano. Gli interni sono parecchio spogli, anche perché in restauro. L'opposto invece è la chiesa vicina dei Gesuati, costruita nel 1736 da Giorgio Massari. Il barocco veneziano è diverso dal barocco del resto del mondo. È molto più sobrio, data l'esperienza di Palladio. A differenza del barocco romano, ricco di marmi e di colori diversi, il barocco veneziano è molto più bianco e enfatizza molto più le statue e i dipinti, che non le forme. La punta della dogana, chiamata Dogana da Mar, è stata ricostruita nel 1667 da Giuseppe Benoni. Barocca sì, ma quasi anticipante i motivi neoclassici. Vicini si trovano, seppur semplici, comunque decorati con del bugnato, gli edifici della dogana. Vicino si trova il Ponte dell'Accademia, uno dei 4 ponti che attraversano il Canal Grande. Il ponte attuale è stato costruito nel 1933 da Eugenio Miozzi. Da allora, nel 1986, è stato ristrutturato interamente, sostituendo ogni elemento ligneo, e nel 2018 la stessa cosa. Dal Ponte dell'Accademia è possibile vedere uno dei palazzi progettati dal Baldassare Longhena, la Carrezzonico. Dal lato opposto si può trovare un altro edificio, sempre dei Baldassare Longhena, molto più importante però, Santa Maria della Salute, di cui parlerò in un altro video.
dato che la mole di informazioni è molto più grande, dato che è un edificio molto più grande. Nei prossimi video vi farò vedere gli altri sestieri di Venezia che ho visitato tutti in un unico giorno, facendo quasi 30 km a piedi, però ne è valsa la pena. Spero il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, condividetelo, mi raccomando, e Danton bene tutto, passo e chiudo.